Scatman's World. Bella raga, il comandone veneziano. Allora ragazzi, siamo andati ben avanti. Ho praticamente giocato le 10 partite da solo, perché insomma so che questa serie ormai non è più tanto seguita e comunque ormai sono i nuovi giochi e FIFA e quello, quindi insomma PES ormai, anche se c'è la mod nuova, non è più così seguito come prima. Allora ho deciso di giocare le 10 partite e entrare solo nel club per finire la serie realizzata solo per, come si dice, come tributo dell'anno scorso. Ragazzi, finale di Coppa di Germania, siamo andati in finale abbastanza tranquillamente, siamo contro il Bayern Monaco. Il problema è che siamo usciti dalla Champions League ai quarti contro il Real Madrid dopo aver vinto con il Marsiglia 2-1 l'andata e 1-1 il ritorno. Con il Real Madrid siamo usciti abbastanza pesantemente e quindi è così. In campionato invece siamo all'ultima giornata, che sarà la prossima, e come si dice, abbiamo 3 punti sullo Schalke 04 di vantaggio, quindi basta un punto. Attenzione Gozze, attenzione Gozze, Ribéry, Francuzzo, mamma mia. Come dicevo, abbiamo 3 punti di vantaggio sullo Schalke con 8 gol, scusate, di differenza reti, quindi il campionato è quasi vinto. Manca l'ultima giornata, ma salvo cose clamorose, insomma il campionato è nostro, però non si sa mai nel calcio. Adesso finiamo qua la finale di Coppa di Germania, questa è veramente importante, mi piacerebbe fare almeno il double tedesco. Diciamo, nelle partite che non ho registrato è stata, come si dice, un campionato abbastanza regolare, un po' come abbiamo visto nelle partite registrate. Ecco, è chiaro che avete ragione ragazzi, non avevo mai giocato la modalità calciatore su FIFA, devo dire che è fatta meglio comunque, o quantomeno quest'anno è bella. Attenzione il veneziano, ricordiamo che siamo a livello massimo, superstar veneziano da solo, e la mette in gol. Veneziano porta in vantaggio il Dortmund e si gode. Eccolo qua ragazzi, gol fantascientifico, un gol meraviglioso, se ne va, si invola, non può nulla Neuer. 1-0. In questa serie tributo per PES 2013, uno dei più bei PES delle ultime generazioni, con le patch poi, veramente bello. Purtroppo PES 2014 l'ho comprato, ma non ci ho mai giocato, una cosa orrenda ragazzi, purtroppo. Portiamo a casa questa finale, dai ragazzi, che in Bundes siamo capocannonieri ormai, nessuno ci può superare. Pierre-Emerick, bravo Emerick. Attenzione di testa, qualcuno, calcio d'angolo, e qualcuno si è rotto. Attenzione, niente da fare. Dai, che dobbiamo chiudere già il primo tempo. Götze, il Borussia in 10 per l'infortunio. Attenzione Pizarro, il Cume, dai però non perdere Javi Martinez, bravissimo veneziano. Alaba e tramonto per Francuzzo Ribéry, Götze, Pizarro, grande portierone. Attenzione il Cume, prova un tiro impossibile. Dai, facciamo finire questo primo tempo, cazzo. Finito il primo tempo. Dai, veloci. Dai, Fiorentina decide il gol di veneziano, decide il gol del, come sarebbe bello vincere con
con il gol del Cume. Francuzzo, attenzione! Mamma, qua ho rischiato. Schweinsteiger. Alcantara, vediamo se cambia la musica. Pizarro. Va il Cume, prova un passaggio filtrante ma non riesce. Bastian Schweinsteiger. Francuzzo Ribéry. Pippo Lam. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Partita sempre solo 1-0, però basta un attimo per riaprirla. Stiamo attenti ragazzi, stiamo molto attenti. Numero del Cume, niente, non ce la fa. Recupera il Dortmund, il Borussia Dortmund. Francuzzo per Pizarro si invola, attenzione, il Bayern vuole il pareggio assolutamente, ma grandissimo. No, non è Hummels, chi cazzo è? Siamo al 70esimo ragazzi, siamo a un passo dal sogno. Vincere la Coppa di Germania. Ma porca miseria. Lam, Pippo Lam per Claudio Pizarro. Alcantara, Götze, Ribéry, gol. Incredibile pareggio del Bayern, incredibile. Al 74esimo pareggia Francuzzo Ribéry. Una beffa atroce. Vi prego ragazzi, dai. Ma era vinta. Incredibile Ribéry all'ultimo. No, non è fallo. Purtroppo attenzione il Bayern sulle ali dell'entusiasmo, attenzione. Bravi ragazzi, bravi, ti prego. Ma non ci credo. Javi Martinez si invola. A un quarto d'ora dalla fine ho preso il gol. Veneziano prova ad andarsene ma non può far tutto da solo il Cume, mamma mia. Mandzukic, Götze, Müller. Alaba e tramonto, Müller, adesso il Borussia sembra stanco, Müller, Alaba. No, Veneziano la sbaglia e ancora Dante Alighieri per tramonto. Attenzione il Mandzukic. Hummels butta via. Si va ai supplementari, Beppe. Ma che cazzo però. Vai. Dai fioi. Pippo Lam, il Bayern sembra avere più energia adesso, anche l'inerzia a suo favore con il gol negli ultimi minuti. Götze, Martinez, Mandzukic, sponda per Götze ancora. Questa partita forse andrà ai rigori. Dai Schmelzer, dai, buttala in mezzo! Mettila in mezzo bene, non ci arriva nessuno Lewandowski. Non ci voglio credere. Buttala su, prendiamola noi. Attenzione il Bayern, se ne va Alcantara, si distende il Bayern, Alcantara, adesso è brutta Beppe. Alcantara, robe nostre. Finisce anche il primo supplementare, partita veramente incredibile. Incredibile Beppe.
Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua, la 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 la. Francuzzo, Francuzzo scinvola e questa è brutta, quando Francuzzo scinvola sono cazzi, Ribéry da solo, Ribéry, mamma mia. Alaba, Alaba. Pippo Lam. Mancano 3 minuti. Götze, Mandzukic, no, il Manzo, cosa fa Hummels? Anzi, non ho visto se era Hummels, ma va bene. Vai Kume. All'ultimo respiro Kume, come tu fai sempre. All'ultimo respiro come fai sempre. All'ultimo respiro, bravo Kume. Non ci credo, la parata il porco. Calci di rigore. Calci di rigore, incredibile, incredibile. Primo rigore. Il portiere si carica Mandzukic. Il Manzo. Gol. Veneziano subito. Gol. Centrale. Mario Götze. Gol. Robert Lewandowski. Gol. Francuzzo Ribéry. Gol. Bender. Traversa di Bender, incredibile. Traversa di Bender, incredibile. Alcantara. Gol di Alcantara. Marchetto Royce. Gol. Tutto nei piedi di Javi Martinez, non proprio un rigorista. Parata! Parata, che culo! Parata. Adesso deve segnare però Sain e sperare. Gol di Sain, incredibile, mamma mia. Ma Neuer si dispera, mamma mia. Müller, ti prego, buttala in curva. Müller in curva. Parata ancora mostruosa di Landergaard, come cazzo si chiama? Langerark, che cazzo è il secondo portiere, non ricordo mai il nome. Il Gundo, ti prego. Il Gundo, gol, siamo campioni della Coppa di Germania. All'ultimo rigore, il portiere ci ha salvato il culo 2 volte. Campioni di Germania. Grandissimi ragazzi. Hummels felicissimo. Emozioni forti ragazzi, emozioni forti, si dispera il Bayern Munchen. Il Bayern Munich, eccolo qua veneziano, bello come il sole che esulta. Siamo noi, i campioni della Coppa di Germania, siamo noi, ma che culo ragazzi, che culo. Eccoli qua ragazzi, i campioni della Coppa di Germania sono qua. Emozione incredibile. E adesso vai con l'ultima di campionato. Ragazzi, siamo al secondo tempo, primo tempo noiosissimo, siamo a 45 minuti dalla Bundesliga, quindi fare il double tedesco, Coppa di Germania, campionato. Primo tempo veramente noioso, il Borussia sta cercando di tenere la partita, non ha bisogno di attaccare.
L'Hamburgo invece vuole finire bene la stagione. Veneziano bravissimo. Cacciare Rafael van der Vaart. Dobbiamo perdere con tantissimi gol, o comunque insomma, cioè, lo Schalke deve vincere con 6.000 gol, quindi se noi perdiamo, quindi ripeto, abbiamo addirittura 3 risultati, possiamo anche perdere, cioè. Mi sembra abbastanza impossibile perdere sta Bundes, però non si sa mai. Raffaello van der Vaart. Cacciare. Siamo al 62esimo. Ad Amburgo 0-0. Il Comendone ha festeggiato tanto la vittoria della Coppa di Germania. Lam, Zoua. Gol. Mamma che culo. Peccato per la Champions League che siamo usciti troppo presto. Çalhanoğlu. Cacciar. Mamma mia. Siamo al 70esimo. Veneziano non ci arriva. Scusate. Oh madonna. Van der Vaart. Vai Kuman. Il Kuman da molto bene. Dai, andiamo a fare la vittoria anche l'ultima giornata. E c'è il gol del Borussia. E ormai siamo noi, i campioni di Germania, siamo noi, i campioni di Germania, siamo noi. I campioni di Germania siamo noi. Dai Kume, vai che siamo i capocannonieri. Il Kume, solo due. Gol anche di Veneziano, che chiude al meglio una stagione memorabile in Germania. Peccato, ripeto, per la Champions League, ma il Real Madrid di Garettone Vale e Cristiano Ronaldo erano troppo forti. Mancano 5 minuti e poi c'è la grande festa. Siamo noi, i campioni di Germania, siamo noi. Dai che è finita. E finisce anche questa serie, ragazzi. Ho voluto fare questo piccolo tributo a PES, è stato un bellissimo gioco che mi ha dato tante soddisfazioni insieme a voi in questi anni. Adesso ragazzi mettiamo in archivio la serie di PES e che speriamo in un nuovo PES più bello nelle prossime edizioni, perché l'ultimo PES è stato inguardabile, il 2014, ma intanto siamo campioni di Germania. Double Kumendiano, raga, un saluto del Comendone veneziano. Viva PES 13 con la mod 2014, ripeto, speriamo in un PES più bello nelle prossime edizioni, perché voglio fare una serie nuova con PES, ma con un gioco degno di questo nome. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.